Siamo al 3.200 della Commissione, ha chiesto di intervenire l'onorevole Demenec, ne ha facoltà. Grazie Presidente, intervengo solo per sottolineare che all'articolo 3, come è stato detto dal collega precedente, grazie al lavoro della Commissione e del Governo che ringrazio, sono stati aggiunti gli eventi alluvionali che hanno colpito il Veneto tra il 30 gennaio e il 18 febbraio. Ricordo alla Presidenza e all'Aula che in quel periodo, in quei giorni, la Regione del Veneto è stata colpita da un'intensa ondata di maltempo eccezionale diffusa su tutto il territorio. Eccezionali quantità di neve sulle Dolomiti, ondata di eventi eccezionali nella pianura che hanno visto coinvolte parecchi cittadini e soprattutto tante attività produttive. Tutto ciò ha compromesso pezzi importanti del sistema produttivo del Veneto in tutti i campi, in particolar modo nel campo del turismo e dell'agricoltura. Con questo emendamento, infatti, andiamo proprio incontro alle richieste, soprattutto delle attività produttive, di sospendere i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari. Tutto questo è ovviamente una boccata d'ossigeno. Ricordo però al Governo in maniera particolare che questo emendamento è subordinato alla dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Governo stesso. La Regione Veneto l'ha già fatto e quindi con questo mio intervento, ringraziando per l'intervento, ricordando che dovremmo nel futuro pensare a interventi strutturali nel campo degli investimenti sul fronte importante della prevenzione del rischio idraulico, soprattutto nelle zone che sono già state colpite, ricordo al Governo infine e per ultimo che abbiamo poco tempo per dichiarare lo stato di emergenza per le zone del Veneto. I danni ci sono, i nostri concittadini ce lo attendono, le aziende sono in difficoltà, questa è una boccata d'ossigeno, non basta, dobbiamo continuare su questa strada. Ringrazio quest'Aula e il Governo e stimolo ovviamente ai provvedimenti successivi e necessari per completare l'iter di questa procedura. Grazie. La ringrazio, saluto.